io sono cresciuto in famiglia a Pane e Laguna. La barca per noi era una seconda casa e quindi iniziando a lavorare anche molto giovane, mio padre mi regalò una barca che io vogavo alla Valesana, è un tipo di voga che si fa da soli a due remi e che veniva esercitata appunto nelle valli da pesca da cui prende il nome e andavo fino a San Pietro di Castello con questa barca a lavorare, per cui per me la voga era qualcosa come per uno usare la bicicletta o semplicemente camminare, cosa che oggi non esiste più. Anche se in questo periodo, per esempio, la laguna, nella sua situazione spettrale, però, diventa praticamente meravigliosa per vogare. Una volta il moto ondoso ti permetteva di vogare con una certa tranquillità. Oggi non riusciresti dalla primavera all'autunno a stare in piedi su una barca alla Valesana in molte parti della laguna. Questo amore deriva appunto dalla possibilità, uno, di tramandare, due, di aver vissuto il mio tempo in maniera molto intensa e imparando le cose che i vecchi ci hanno trasmesso. La pesca, la caccia, l'agricoltura che in essa si svolge ancora non può essere dimenticata ad appannaggio di una frenesia, di un mercato che è quello del turismo e che deve servire solo praticamente ed esclusivamente alla visitazione di questi luoghi. Sì, per carità, io sono d'accordo e favorevole che vengano a visitare i luoghi, ma devono anche imparare, vedere e continuare tutte quelle attività che in essa sono state praticate. Ce ne sono molte di queste che ormai stanno scemando. La pesca è una di queste. In questo periodo qua la raccolta dei granchi una volta era appannaggio della vita di molte famiglie. Qua a Burano e nelle isole le compagnie che esercitavano sta pesca erano molteplici. Io credo che siano rimaste 10-12 compagnie, si intendeva 20 persone poi, 20 pescatori. Oggi siamo di fronte a una situazione spettrale rispetto a quella volta. Io credo che non ce ne saranno più di 50 che esercitano la pesca, quella professionale, con la cattura dei granchi sulle reti, che sono le molecche, insomma. Quanti ce ne stai voi altri qua in compagnia da voi? 12. E di nuovo siamo stasera agli altri. No, ma ti adesso da te, quanti sei? Cosa andremo avanti? Andremo avanti con un anno, due. Sono mio 65 anni. Quanti ti ne Andrea? 65. Teniamo sti 24. Ma La Fondazione Svizzera Pro Venezia è stata fondata in seguito all'appello che era stato lanciato da René Maheu, direttore generale dell'UNESCO, dopo le grandi alluvioni del 66 a Firenze e a Venezia, appunto. È una fondazione che è stata creata dalla Confederazione, è una fondazione creata dalla Confederazione Elvetica, tanto che la Confederazione e il Canton Ticino e i comuni del Ticino contribuiscono con finanziamenti ai progetti di restauro che vengono realizzati qui a Venezia. Io vedo un grande fermento in questo momento in città, da parte di tutti i cittadini, dunque non soltanto di quelli tradizionalmente impegnati in politica. Tutto questo sono energie che vengono messe in questo momento in un ripensamento della città, della sua laguna, perché la città
vive è tale perché è in questa laguna, perché è in questo ecosistema, per cui tutte queste energie che stiamo risparmiando da un sacco di altre cose dovrebbero essere messe, e mi pare che la città lo stia facendo, nel ripensare un futuro sostenibile per la città e per la laguna, per il suo ecosistema.